Allora, ci sono temi comunque che vanno, che comprendono anche la vostra attività, sociali di rilevanza, di importanza. Qual è la situazione nella nostra regione per il sistema sociosanitario che vi vede coinvolti, sociale più che altro? Purtroppo sempre più, soprattutto gli enti locali, ci chiedono di fare tante cose. Perché però, infatti vi rendete disponibili a questo che però punto sinceramente diventa noi non quasi siamo nelle condizioni di fare tutte quelle cose che loro ci chiedono. La loro richiesta è una richiesta anche motivata, perché hanno difficoltà, diciamo, difficoltà finanziarie, soprattutto dettate da questo patto di stabilità che ormai da molti anni ingabbia, diciamo così, anche, diciamo, gli interventi degli enti locali, ma anche perché, diciamo, le situazioni di povertà, di disagio, di emarginazione, di presenza di persone provenienti da altri paesi condizionano molto, diciamo così, chi amministra, chi, diciamo, ha il dovere di dare una risposta a questi bisogni. Allora, non essendo in grado di fare da soli come pubblica amministrazione, chiedono, diciamo, praticamente aiuto, come so dire, un aiuto di supporto, noi diciamo di sussidiarietà, al mondo del volontariato. E allora ci chiedono appunto molto spesso di intervenire sul trasporto alle persone disagiate, disabili, non autosufficienti, persone povere. Senza però dare No, ci danno qualcosa, però diciamo che c'è diciamo una compartecipazione ai costi. Un po' li spendiamo noi, come so dire, un po' lo spendono loro, mettono a disposizione loro i loro bilanci, però diciamo c'è una compartecipazione. Noi appunto facciamo quel lavoro di raccolta fondi con quelle produzioni che dicevo prima, quindi per noi la bambolina, la pigotta e quant'altro, raccogliamo, oppure tanti mettono a disposizione delle piantine, fanno questa raccolta fondi e finalizzano questi soldi ad aiutare queste persone, questa è la realtà. E ci chiedono appunto di aiutare le persone anche sul versante, diciamo, di igiene di prima necessità. E allora ecco questo rapporto che noi in alcune realtà abbiamo, per esempio con la Caritas o con il Banco Alimentare di Verona, che si va periodicamente a prendere appunto dei pacchi di generi alimentari per portarli a casa delle famiglie che sono povere, insomma in povertà, e quindi anche ci chiedono questo. Oltretutto abbiamo questo impegno sul versante dei rapporti con la Regione, che vuol dire un impegno legato ai progetti della Regione, il progetto Sollievo per esempio, che è un progetto finalizzato a aiutare le persone con demenza senile e con Alzheimer, in fasi iniziali, che vuol dire andare a casa di queste persone, nelle famiglie di queste persone, e portarle per alcune ore al giorno nei centri, che vuol dire il centro dell'AUSE, ma il centro anche, diciamo, di qualche cooperativa, di qualche altra associazione, affinché i familiari possano avere qualche ora di sollievo. Non a caso si chiama proprio progetto Sollievo, finalizzato soprattutto ai familiari, perché i familiari, se questa persona è in casa, ovviamente lo devono accudire 24 ore al giorno. E in più siamo impegnati sul versante appunto del trasporto cosiddetto, lo chiamano stacco, che vuol dire servizio di trasporto e accompagnamento, sempre con la Regione. Quindi sia i rapporti con i comuni, sia i rapporti con la Regione ci vedono fortemente impegnati. Ma il punto è che noi non abbiamo un esercito, come so dire, abbiamo persone che sono disponibili, ma ce ne vorrebbero sempre di più. Per quello che ogni volta che quando veniamo in questa trasmissione chiediamo alle persone anziane di venire nelle nostre sedi per diventare volontari, perché infatti, ne abbiamo bisogno. Esatto, ho 60 anni e dopo aver assistito per 5 anni mia madre malata mi sono ritrovato praticamente esodato. Vista la passione maturata vorrei trasformare la mia esperienza in lavoro di aiutare gli anziani e avere un minimo che mi permetta di sopravvivere. A chi mi devo rivolgere, Giovanni? Perché 60 anni secondo me deve ancora guadagnare qualcosina. Allora dobbiamo subito evitare di creare illusioni. Qui quando si parla di volontariato non c'è una risposta monetaria a chi fa volontariato. Ripeto, ci sono i rimborsi spese, se uno sostiene delle spese ha diritto ad avere il rimborso spese. La cosa che io posso indicare a questa persona, adesso la Regione Veneto per esempio ha rifinanziato la legge sul servizio civile anziani. Cioè? È una legge del 2010 che è finalizzata a dare dei contributi ai comuni che diciamo così, utilizzano dei volontari, o meglio degli anziani, a fare determinate attività.
comprese quelle attività che abbiamo elencato prima, che vuol dire non i vigili, vigilanza nei parchi, vigilanza nei musei. Però non c'è uno stipendio. Però, no, in questo caso il Servizio Civile Anziani, appunto questa legge prevede che il Comune può erogare, diciamo, un contributo. Non c'è rimborso spese, ma c'è proprio un contributo vero e proprio. Come avviene per il Servizio Civile dei Giovani, che hanno una quota di circa 450 euro al mese, in questo caso magari un po' meno, ma c'è previsto questo tipo di contributo. Qual è il problema? Che è un servizio civile anziani però limitato, perché le disponibilità che oggi la Regione ha messo a disposizione sostanzialmente ammontano a 700.000 euro. Gli anni precedenti erano un po' di più di 1 milione di euro. Quindi diciamo che qualche comune fa richiesta, riceve il contributo e poi lo finalizza ad occupare queste persone. Quindi nel caso di questa persona che ha 60 anni, che magari molto probabilmente non sarà ancora, non so se sia entrato nell'area diciamo così dei pensionati, ma che magari se è disoccupato e qualche difficoltà, ecco, potrebbe beneficiare diciamo di questa opportunità che dà la legge sul volontariato, sul servizio civile degli anziani. Però in questo caso deve rivolgersi al comune. Non da noi, non dal volontariato, direttamente al Comune, perché è il Comune che praticamente individua il soggetto, la persona che ha bisogno, gli fa fare appunto queste attività e di conseguenza gli dà un compenso, che però non è un compenso a tempo indeterminato, lo utilizzerà per alcuni mesi, per un certo periodo e poi però questo servizio civile anziani termina, insomma, ecco. Però per il momento avrebbe comunque un corrispettivo. Questo è importante fare riferimento. Questo posso dargli come indicazione, ecco, di rivolgersi al Comune per svolgere attività di servizio civile anziani, che non c'entra assolutamente nulla con l'attività di volontariato, però è un tipo di attività finalizzata appunto agli anziani, soprattutto agli anziani che hanno anche delle difficoltà, diciamo, di reddito. Ecco, però comunque, ritornando al discorso, a parte chi si trova in queste situazioni difficili indubbiamente, perché deve essere tagliato fuori dal mondo del lavoro per un tot di anni, purtroppo in questo paese, in questo momento, è qualcosa di devastante, comunque risolvibile, perché può essere sempre più facile, adesso abbiamo visto, più facile per gli over 55 anni trovare lavoro che non per un giovanissimo che non ha nessuna esperienza. Voi avete bisogno di volontari, diceva, quindi questa è un po' un'invocazione, chi si sente di fare anche poco può dare una mano. Sì, ecco, precisando che il volontario che viene da noi, ma come può andare anche in altre associazioni, non è che lui che deve versare soldi per fare volontariato, ecco, chiediamo questo, non a caso parliamo sempre che ha diritto ai rimborsi spese, quindi lui praticamente non tira fuori soldi dalle proprie tasche, non è che versi i soldi del volontariato, l'unica cosa che si chiede come appartenente, diciamo, a questa, dare una mano, sono i famosi 13 euro all'anno, e questo è praticamente si iscrive a una copertura assicurativa, questa è base, allora hanno questa tessera, se fanno attività di volontariato hanno una particolare copertura assicurativa anche in caso di danni a terzi, quindi sono coperti da qualsiasi eventuale, diciamo, difficoltà che dovesse emergere sul versante dei infortuni, danni, soprattutto se svolgono queste attività di volontariato, e se svolgono attività, diciamo così, motoria, università, e che dovesse succedere anche lì l'infortunio, hanno anche lì una copertura assicurativa. Quindi l'unica cosa che si chiede è che una disponibilità, quando c'è il bisogno, ecco, di essere disponibili a aiutare le persone che chiedono. Questo è il punto, però ripeto, insomma, che i comuni ci chiedono sempre di più, come dicevo prima, noi non abbiamo un esercito. Però d'altro canto, siccome i vostri numeri sono anche molto chiari, oggi non abbiamo parlato di numeri anche perché le persone che invecchiano e sono operative, attive, sono anche tante. Sì. Si autoemarginano dalla società, magari fanno un'attività per carità di babysitteraggio dei nipoti, però tutto si limita a quello, mentre magari avrebbero delle grossissime potenzialità. È importante, avendo il contesto sociale, bisogno di queste persone che escano, no, dal loro ambito strettamente familiare, che per loro può essere anche molto stimolante, credo. Sì, infatti non a caso noi ci chiamiamo AUSE perché si chiama appunto Associazione appunto di Autoservizi, che vuol dire un'associazione della persona che si auto-organizza, che si muove appunto in un determinato contesto, ovviamente diciamo con una cabina di regia, ma diciamo così è un'attività proprio che autonomamente la persona si muove sul versante appunto delle attività di sussidiarietà. Allora, se vengono da noi, insomma, se queste persone vengono da noi, ovviamente
in maniera molto tranquilla, nel senso che possono anche venire per curiosare, per capire cos'è l'Auser, senza impegno, senza obbligo. Poi secondo me si innamorano di questo mondo perché si sentono gratificati quando aiutano una persona. Una persona che... Sei stato utile, cioè, oggi cosa hai fatto? Ho fatto qualcosa di utile. Persona, non so, ho portato a casa un pacco di pasta, ecco, banalmente, no? Però ho aiutato una persona a mangiare un piatto di pasta un giorno che non aveva i soldi per comprarla e mi gratifica con un sorriso e io mi sento veramente, diciamo così, ho raggiunto il cielo, come so dire, ecco, perché mi sono stato utile agli altri. Quindi noi invitiamo le persone che sono interessate a venire nelle nostre realtà, gli diamo tutte le indicazioni e soprattutto eccolo qua, allora ricordiamolo, per il sito internet www.auser.veneto.it, fatevelo vedere, se no da chi vi può aiutare, dei vostri nipoti o dei vostri figli. Telefono 041 900 249 oppure sempre lo 041 90 15 53, questo è il regionale. Dal regionale si possono chiedere tutte le informazioni per il locale, c'è il numero verde filo d'argento per avere un po' una compagnia, un supporto eccetera, l'800 99 59 88, quindi questi sono i numeri utili per avere tutte le informazioni, contattare l'Auser, quindi rendersi utili e fare volontariato oppure avere un supporto, un aiuto di qualsiasi genere. O partecipare alle attività della nostra associazione. Perfetto. E poi facciamo un ultimo appello alla politica che approvino la legge sull'invecchiamento attivo. Visto che a questo punto è stata mandata questa proposta. Incrementare, aiutare di più e soprattutto per rendere migliori le condizioni di vita degli anziani. Fondamentale, perché sono risorsa attiva della società. I politici, se ci ascoltano, sanno che hanno questo compito. Prendano nota. Esatto. Presidente Franco Piacentini, grazie di essere stato qui con noi, a voi come sempre di aver partecipato e di averci seguito e noi ci vediamo domani. Grazie.